Prima partita di Coppa Italia per il Venafro Calcio a 5, ospite dell'Ardenza Ciampino. A pochi secondi dall'inizio dell'incontro Enzo De Vincenzo porta in vantaggio il Ciampino. Nardolillo cerca Keita. Keita si gira ed è il gol dell'1-1. Al primo pallone toccato Keita è inarrestabile. E Matteo Cucchi a sottrarre la palla ai venafrani e dribblando e incuneandosi spiazza Riccichiello ed è il 2-1 per l'Ardea Ciampino. Il secondo tempo parte con la ripresa del Ciampino ed è Enzo De Vincenzo a segnare bucando le mani al portiere Riccichiello con un ottimo tiro angolato. Una bella doppietta siglata dal numero 10. Dopo solo 34 secondi dalla ripresa è Luca Prete a segnare per il Venafro il gol del 3-2. A prendere la palla è Mattarocci per il Ciampino che spiazza gli avversari e porta la squadra sul 4-2. In 1 minuto e 10 secondi della ripresa ben 3 reti. Ma il Venafro non ci sta e riapre nuovamente il match con Giglio Fiorito che spiazza il portiere avversario ed è il 4-3. Ed è ancora Francesco Giglio Fiorito a siglare il pareggio sul 4-4, ma ancora non è finita. Ed è Matteo Cucchi a prendere la palla e a segnare il gol del 5-4, una bella doppietta per il giocatore del Ciampino, mentre la partita si avvia alla conclusione, diverse occasioni mancate per la squadra di casa. Ma Keita fa la differenza, sigla il gol del 5-5, un pareggio che sta bene al Venafro che conquista un importante punto fuori casa. Le interviste del dopo partita. È stata una partita combattutissima, sicuramente il primo tempo loro sono stati superiori, abbiamo sofferto particolarmente il primo tempo, siamo partiti un pochino impauriti, i ragazzi non sono riusciti a mettere in campo quello che sono abituati a dare, poi nella ripresa con la disperazione di aver preso immediatamente il gol che ha staccato un attimo e subito dopo di nuovo il 4-2, i ragazzi hanno dato il massimo, sono saltati sicuramente schemi, infatti dal punto di vista tattico non è stata una grande partita, però abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, i ragazzi meritano sicuramente un plauso perché pareggiare qui contro questo Ciampino non era facile, è stata veramente un'impresa. Oggi Venafro ha dimostrato di essere una grande squadra, una partita molto bella, i ragazzi sono stati molto bravi, il Ciampino è un'ottima squadra. Oggi si è visto il gruppo della squadra quando si soffre, io sto ancora agitato per questo, quindi si è sofferto tanto ma hanno reagito abbastanza bene, sono stati molto bravi e ci auguriamo che con il San Miguel riusciamo a fare risultato. Oggi stiamo commentando un pareggio maturato negli ultimi secondi. Ci è sfumata questa vittoria che era importantissima per avere ancora delle speranze per centrare la Final 8. Abbiamo preso questo gol a 40 secondi con un'ottima squadra che è venuta qui a fare la sua partita, a giocarsi le sue chance. Appunto è maturato questo pari che 1 punto per uno, adesso ci sarà la terza gara per entrambi, la seconda gara per entrambi, scusate, dove ognuno delle compagini appunto si giocherà le proprie possibilità di accesso. Noi andremo a San Michele di Bari, una trasferta insidiosa, però lotteremo per cercare di centrare l'obiettivo a questo punto in trasferta.